Buonasera e bentornati a Novis. Noi e ce fa anche dal tierce scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica, che ha cominciato di mattina alle 11. Le schedis blancis sono stati 412, nessuno astignuto, 84 le schedis disperdudis e 22 schedis nullis. I più votati sono stati Sergio Mattarella con 125 preferenci e Guido Crosetto con 114. Secondo man, Pariesi e Lezze basteranno 505 voti. La prima convocazione è fissata per le 11 di mattina. A continuare intanto in quintris e in gli sforzi di partito, partiata un non che si conquardisi. Tragedie a Trieste, dove che un uomo di 70 anni dal Luc alle morte dopo colati in mar con la sua macchina all'altezza di Riva Mandracchio. Alle è succeduto giusto prima dalle 3 di Vue dopo di misdì. I soccorsi, magari così non hanno potuto fare nulla, non le anche clar se l'hanno al di morte per vie che si è sentito male o a sal sedi ineate o pare fiette dagli spacchi stiappati dall'incidente. Momenti di pore, l'unis di sera a Ruvine, dove che una vilute è stata chiappata di smire di un uomo di 44 anni che si è assiarate in chiesa, quando sono arrivati gli sforzi dall'ordine e alla faddams di qualche istanza. I parons dalla chiesa si erano mettuti sulla vise, dopo sentito forze, rumors arrivati dal giardino, dove che dopo hanno veduto un uomo che era in un evidente stato di agitazione. Da ormai è partita la segnalazione al 112 per clamare gli sforzi dall'ordine. L'uomo che da spave in presti dal giardino alle venuto donne dal paron di chiesa per domandare di essi aiutati. Ma dopo gliela da intanto che al tornava dentro e a lei è entrato con la forza. Poi dopo si era dentro in una stanza e facente resistenze, ora saltato in torre i carabinieri, tiranti anche un fier di soppressà e hanno causionata di un militare un'epache con siedis di prognosi. Di ultimo, l'ompa è stata immobilizzata e portata al pronto soccorso di San Denel. E rivade la convalide dall'arresto. La presince dall'Ovs d'ogni dal paese di Cimolais è stata segnalata con un avviso pubblico dal sindaco Davide Protti. I primi cittadini, dopo aver fatto sapere che il 23 di gennaio sono stati stiappati gli solmis dall'attacco mortale dai Lovs, quindi 2 esemplari di cervs, al sburte la popolazione alla tranquillità, sclarint che la presenza di queste bestie è dal tutto normale e spontanea in un territorio che ha alte condizioni di naturalità. Le aggressioni segnalate a livello mondiale, quindi da IOMS, sono un'evore rari se in Italia sono passati centenari di anni dall'ultima volta che è succeduto al conte Anchiemo Protti. Un dei consigli di tenere a mente per una convivenza quiete è lei che è di trattare gli scovaci dalla maniera giusta, ma anche di tenere mai parati dentro strutture di recinzione alti e solidi e di tenere sempre chians d'ogni gambe quando si va a camminare. Evita assolutamente di la d'ogni dal picciul dall'Ovs o di esemplarsi in difficoltà e segnalare ogni avvistamento alla stazione forestale dal territorio. Con circa 70.000 persone si entrati, Pianchiavala è arrivata a un grande successo, che è il risultato di un zucco di squadre e di servizi di qualità. Ovin riservata alla località un plan di investimenti di passe 5 milioni di euro per migliorare le offerte turistiche dal polo di schi. Lo ha detto l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini in occasione della visita al polo di schi di Pianchiavala, dunque il sindaco di Davian Ilario De Marco e col direttore generale di Promoturismo e FVG Antonio Bravo. Dal 4 di dicembre ai 20 di gennaio quasi 67.000 schiadori e hanno scelto la località Furlane, una cifra che testimonia un incremento da 63% rispetto alla stessa data dall'anno passato e dal 21% rispetto al 2018-2019.
La pandemia ha tenuto lontano dai reparsi, ma l'allarme mettuto in place per combattere il Covid ha tornato a menadoglie dai più piccoli. I volontari di Abio, l'associazione dai frutti in ospedale, che di passe vinchiain sa fase in servizi dalla pediatria e dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e hanno rispinduto con entusiasmo alla domanda di aiutori arrivate dalle aziende sanitarie universitarie dal Friuli Centrale che ha domandato la loro disponibilità per una presenza in tal spazi di vaccinazione dentro dall'ente fiere di Udine dedicate ai frutti dai 5 ai 11 anni. I volontari di ABO si sono ormai andati di fa per rendere l'ambiente più adatto e dai accetta i frutti e dopo aiutano a passare in allegria e serenità i 15 minuti che si ha di spietà dentro dalla struttura dopo la puntura. Consegni la medaglia dalla bravura, un regalino, un taccio, un libri e dopo gli fasi in disegnare. I dissensi mettuti ad un a Cuvierzin e Murs dal centro di vaccinazione. Dalla giornata della memoria che sarà celebrata domani per non dismenteare l'orrore dai camps di stermini, l'ANED di Pordenone presenterà un progetto unico a livello nazionale, calpante le testimonianze dai deportati notati dagli ultimi 2 anni in una quarantina di audiolibris. Qualche storia è proprio di sgrisu, come che di Savine, una femmine che è stata deportata quando ieri è incinte di 8 mesi e il figlio Danilo alle nascute subito qualche di dopo alle morte dal lager di Ravensbrück. Il Comune di Udine ha messo a disposizione 200.000 euro per la sistemazione di diversi fermati dal bus dal trasporto pubblico locale per fare fruibile a tutti. A son preveduti la installazione di nuovi pensilini e opere di sistemazione e pavimentazione per ridurre le pendenze delle rampe automatiche dai mezzi di trasporto. Il progetto è stato illustrato dal vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Voi avete approvato in giunta le sistemazioni di tanti fermati di autobus in città, fermati che le svin in cantiere a breve partiranno, che non le dome le sostituzioni o le messe a dimora dei pensiline, ma anche una riqualificazione delle banchine e dei percorsi, si chiamano tattilo-plantari in italiano, che sono per i disabili, per le persone anziane, quindi questi fermati se vengono fatti nuovi in toto insieme alle associazioni dei disabili che hanno dato l'ok, abbiamo anche contattato le regioni e soprattutto anche Arriva Udine che poi gestisce. Il lavoro si potrà incominciare fra qualche mese, ma non è già pronto il progetto con mole di fattibilità, ma dopo diventa definitivo esecutivo. Voi elencaio, perché le giuste elencaio che sono anche gli interventi principali. Comunque noi abbiamo messo in cantiere 200.000 euro, perché 160.000 euro se sono di lavoro, e chi altri se sono anche di spese di progettazione. In Piazza Primi di Maio abbiamo 2 interventi, uno di fronte a Stellini e l'altro vicino ai giardini di Loris Fortuna, 2 se sono ai Rizzi, in via Lombardia. Dopo lei che in via Maestri del Lavoro laterale di via Tresesi, anche qui ne fermate tante problematiche, in via Pucciui e sono altri 2, perché anche lì ho vinto 2 problemi abbastanza seri. Tenete presente che italiani non è mai state fatte questi genere di interventi. In via Marsale ho vinto altri 2 fermati e altri 2 in via Bariglarie. Quindi penso che se ogni anno arriviamo a fare 15-20 fermati di che si ustis, di che sono malmetudis, in 10 anni ho sostituito più di metà fermati saudi. Passe 400.000 euro pagati in Pluitox per valorizzare il comprensori di plans di Vase, il ripar Chiampizzulon, il ripar Cedron, l'investimento per aiutare il turismo sulle smonze di Rigulate. Non si fevele il vice sindaco Daniele Candido.
Il compressore di Piani di Vas e il rifugio di Campicciulon ha avuto un sviluppo turistico in questi anni importante e l'amministrazione comunale è data in principio al rifugio di Campicciulon 60.000 euro per il rifacimento di impianti fotovoltaici e strutturali, che per dare un servizio al gestore e collegato a questo viene anche Piani di Vas, da che l'amministrazione comunale è acquisita dai soci la vecchia baita Cedrone e con l'intenzione di rifarlo e di tornare a farlo completamente. E a chi ha avuto, grazie al contributo della regione, di 400.000 euro e un'attica arriverà durante l'anno per completare questa struttura che va a servizio di tutti i compressori, va a servire da Campicciulon, il Monte Tuglia, quindi Fornia Voltri, e sul Monte Siera e direttamente a Sappada, oppure la Valpesarina tramite il Monte Talm. E quindi questo è un attimo motivo di soddisfazione da parte di questa amministrazione qui che è attenta al territorio e anche alle attività turistiche. E anche per Usgnot alle dutte si torna a Viodi domani sera a Nuf Mancul Vinc. Mandi.